Per salvare la vita alle persone, sparsi per Udine è un'occasione in più per stare vicini alla popolazione. Beh, non solo per la città, ma in tutto il territorio provinciale. Io voglio ringraziare la Croce Rossa di questo importante investimento che consente di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini. E la salute si garantisce anche attraverso le tecnologie, queste tecnologie innovative che vengono messe a disposizione e dove noi dobbiamo preoccuparci di educare le persone al loro utilizzo. Il vicino a noi, cosa dobbiamo fare? La prima cosa è accenderlo, come un qualsiasi macchinario. E le piastre. Tiro la Osservare maniglia le rossa. immagini sulle piastre. Applicare le piastre sulla pelle nuda esattamente come illustrato nelle immagini. A questo punto posso iniziare a fare la manovra di rianimazione. 20 centimetri. Eseguire 2 respirazioni.